Luca, scusate, un minuto da adesso? 2. Posso partire? Luca? Il relatore di Palermo, se può aprire la camera. Grazie. Il relatore di Palermo, se può aprire la camera. Questo è lo stream, questo è il... Bene, buon pomeriggio a tutti, a tutte. Grazie intanto di essere presenti fisicamente e online a questo evento che il Centro Diritti Umani ha organizzato grazie a un impulso forte proveniente dalla sezione di Padova di Medici Senza Frontiere e segnatamente da Anna Canella, con cui abbiamo intrapreso un piacevole e positivo rapporto di collaborazione. Io prima di iniziare brevemente ad introdurre questo pomeriggio, questo seminario, vorrei ricordare che questo incontro è dedicato al dottor Gianfranco De Maio, un neurologo che si è prestato per Medici Senza Frontiere tantissimo, approcciando per la prima volta il tema della tortura con un approccio multidisciplinare, che è l'approccio poi auspicato dalle linee guida di cui andiamo a parlare oggi pomeriggio e che è l'unica metodologia che in qualche modo può inquadrare in chiave olistica la questione della tortura, dei trattamenti inumani, crudeli e degradanti, così come qualificati a livello internazionale. Allora, il pomeriggio di oggi è organizzato non proprio nella sequenza di questo tavolo, perché la dottoressa Turello anticiperà il proprio intervento rispetto al dottor Baldini. Per il resto, di fianco a me vedete l'avvocata Aurora D'Agostino. A me spetta il ruolo di introdurre questo pomeriggio e di moderare l'incontro. Allora, prima di dare la parola ai nostri relatori, abbiamo online anche il dottor Giuseppe De Mola di Medici Senza Frontiere, non so se mi sta vedendo, io personalmente da dietro non lo vedo, che è il coordinatore del progetto per i sopravvissuti alla tortura e alla violenza internazionale di Palermo, che ovviamente è una realtà che ha un'esposizione significativa dal punto di vista... vabbè, la Sicilia è inutile spiegare perché può avere un'esposizione significativa, ma in questo caso andiamo a trattare la storia di un progetto che è particolarmente significativo e che insiste appunto nel territorio di Palermo. Allora, dico qualche cosa su queste linee guida
prima di lasciare la parola agli altri relatori, che ringrazio in anticipo per la loro partecipazione. Allora, queste linee guida attuano l'articolo 27,1 del decreto legislativo 18/2014, che in Italia dà sostanzialmente attuazione assieme alla direttiva 2011/95, dà attuazione alla direttiva qualifiche. Si tratta di un documento di indirizzo politico ed è un documento che sostanzialmente, pur nel carattere assolutamente olistico e transdisciplinare, che è trasversale a tutta la narrazione, a tutti i singoli pezzi del documento stesso, ovviamente mette al centro l'assicurazione per la persona che è vittima di tortura, trattamenti inumani, crudeli o degradanti di un'adeguata assistenza sanitaria. Perché dico questo? Perché che sia un documento preminentemente legato alla dimensione della salute psicologica, psichiatrica, fisica della persona che ha subito questo tipo di trattamenti, lo si evince dal fatto che stiamo parlando di un documento del Ministero della Salute. È un documento di indirizzo politico, per cui richiede un atto di recepimento normativo a livello regionale, poiché ai sensi del titolo quinto della nostra Costituzione la competenza per quanto riguarda l'area sanitaria è di spettanza regionale. Questo documento sostanzialmente è un documento che si propone di delineare quelle che potrebbero essere qualificati come modalità operative standard a livello nazionale. Che cosa accade? Accade che nella segnalazione di quelle che possono essere queste modalità operative standard vengono identificati una serie di percorsi operativi, dovrebbero essere identificati una serie di percorsi operativi. Peraltro queste linee guida che non sono proprio un documento di piccola portata, perché sono un documento importante dal punto di vista del numero di pagine e sono un documento importante dal punto di vista dei contenuti, sono fatte peraltro benissimo, questo va assolutamente detto, sono assolutamente elucidanti dal punto di vista delle indicazioni operative che forniscono, e da questo punto di vista, insomma, sono un materiale assai prezioso. Che cosa dicono essenzialmente queste linee guida e perché sono fondamentali e perché forse, almeno per alcuni aspetti, vanno oltre la dimensione strettamente aderente la persona sopravvissuta di tortura per quanto riguarda il linguaggio medico-sanitario, vittima di tortura per quanto riguarda il linguaggio legale. Sono importanti perché mettono al centro la persona, mettono al centro o dovrebbero mettere al centro i bisogni emergenti di cui ognuno di questi individui può essere portatore, e questo mettere al centro è legato a un obiettivo operativo fondamentale, che è quello di realizzare una presa in carico adeguata a rispondere appunto alle esigenze di questa persona. In questo scenario della presa in carico adeguata, il punto focale è dato da questa certificazione che si accompagna ovviamente a tutta una serie di altre attrezzature operative, quali la mediazione linguistico-culturale, quale appunto un approccio multidisciplinare in cui vi è un concorso di soggetti sanitari, legali, sociali, il mediatore e la mediatrice linguistico-culturale stessa, ma il tutto è focalizzato in qualche modo a costruire un percorso di accoglienza teso a una riabilitazione sanitaria adeguata e soprattutto alla definizione di un passaggio certificatorio di questa situazione atto a garantire i diritti umani di questa persona. Perché dico questo? Dico questo perché queste linee guida sono assolutamente sconosciute ai più, e qui non faccio riferimento solo a persone che in qualche modo non entrano a contatto con persone che sono vittime di trattamento inumano, crudele o degradante, faccio riferimento anche a persone che lavorano in settori dell'accoglienza dei migranti che sono assolutamente fisicamente contigue ogni giorno con questi soggetti, ma che per una serie di carenze strutturali
e forse carenze strutturali legate al sistema dell'accoglienza, di cui sono assolutamente imputabili dal punto di vista della responsabilità le politiche che si realizzano a livello nazionale e oggi anche a livello europeo su questo versante, ma c'è anche un altro grande tema che riguarda probabilmente anche la scarsa professionalità che taluni di questi operatori hanno in virtù del fatto che, come ben sappiamo, come ben sanno coloro i quali lavorano all'interno di questi sistemi, il gran turnover di persone che sistematicamente affianca, tra virgolette, persone di più matura esperienza che lavorano a diretto contatto con i migranti, non permette sempre l'acquisizione di quel pacchetto di professionalità che invece è indispensabile per fare un'adeguata identificazione, perché qua si torna poi al tema centrale dal punto di vista della prospettiva dei diritti umani in materia di migranti, che è la centralità dell'identificazione. Se uno compie un errore nella fase identificativa delle caratteristiche di un soggetto migrante, questo soggetto si trascinerà dietro questo errore per tutta la sua vicenda amministrativa o giudiziaria legata al completamento positivo o negativo delle prassi che accompagnano il percorso per la legalità del suo soggiorno o molto frequentemente per il diniego alla legalità. Per cui diciamo è giusto che queste linee guida identifichino nel sistema sanitario pubblico la regia di questi interventi, cioè sarebbe giusto che oltre a identificare la regia nel sistema sanitario pubblico, il sistema sanitario pubblico si facesse carico in maniera adeguata di organizzarsi per fornire le caratteristiche di servizio di cui necessitano queste persone. Sappiamo tutti che i sistemi sanitari a livello regionale oggi lamentano delle carenze strutturali che sono trasversali ai diversi ambiti e perciò diciamo che non tocchiamo solo le criticità del sistema sempre emergenziale che connota le politiche pubbliche in materia di immigrazione in Italia, ma oggi facciamo i conti anche con la cosiddetta crisi del sistema sanitario. Le due cose in combinato disposto ovviamente non possono aiutare molto. Allora, diciamo che assieme al tema dell'identificazione e perciò della cosiddetta individuazione precoce, per utilizzare la terminologia che viene segnalata dalle linee guida, l'altro grande passaggio può costituire l'emersione di queste circostanze fattuali del vissuto di vittima, perciò in una fase successiva, la prima accoglienza o la primissima accoglienza o la fase dell'arrivo o addirittura la prima accoglienza, dove sono fisicamente tutte queste persone che in Italia verosimilmente sono migliaia, per non dire verosimilmente la stragrande maggioranza delle persone che approdano nel nostro paese attraverso la rotta mediterranea e una buona parte delle persone che entrano nelle nostre frontiere dalla rotta balcanica e che non vengono neppure intercettate dalle prefetture, dai vari sistemi, eccetera. Perciò dove sono queste persone? Sono ovviamente nei CAS, è inutile starci a girare più di tanto perché questi sono gli ambienti dove materialmente sono queste persone. Ovviamente sono persone che non sono identificate come tali, sono persone che lamentano una tipologia di accoglienza connotata da dei livelli minimali di intervento da parte degli operatori, livelli minimali di intervento che oggi, a seguito di quello che è l'indirizzo del legislatore, si ridurranno verosimilmente ulteriormente e che per questa ragione ovviamente impediscono in chiave strutturale la possibilità che queste situazioni siano facilitate nella loro emersione in una maniera adeguata. E perciò l'accoglienza adeguata, dentro la quale ci sta anche il tema della certificazione, dovrebbe avvenire in collaborazione con le USL. Perché dico questo? Perché ovviamente
Il soggetto sanitario pubblico, tra virgolette, è il soggetto a cui le linee guida imputano o attribuiscono questa prerogativa che è particolarmente intrisa di significati proprio perché, come dire, attribuita al soggetto pubblico e potrebbe giocare una carta assolutamente vincente dal punto di vista della considerazione da parte delle commissioni territoriali in sede di audizione del richiedente. Ora non entro nel merito del decreto 142-2015 o del decreto 25-2008, scusate, laddove si dice espressamente che l'audizione può essere messa in tutti i casi in cui la certificazione della struttura sanitaria renda conto dell'impossibilità del richiedente di poter fisicamente impattare la situazione dell'audizione, ma insomma dico anche che la commissione territoriale, proprio ai sensi del decreto 142-2015, può avvalersi di personale competente, di soggetti esperti, tra virgolette, di consulenti esperti che possono attestare e certificare condizioni specifiche in ambito culturale, in ambito sanitario, religioso, di genere, oppure inerenti ai minori. Questo è un livello. La certificazione delle linee guida, a mio modestissimo parere, si colloca su un altro livello. Allora, non voglio rubare spazio a nessuno, vedo che è già finito il mio tempo. Abdico ai nostri relatori tutti quanti, ai relatori in presenza e ovviamente anche al dottor Giuseppe De Mola, che non so se ci vede, mi vede, non lo so. Buongiorno dottore in ogni caso, certa che ci Buongiorno, sente se non ci vede. mi vedo e vi ascolto. Do la parola alla avvocata Aurora D'Agostino intanto per l'intervento successivo al mio e vi ringrazio per l'attenzione. Parlo da qua così poi mi puoi interrompere. No. Allora intanto buongiorno, grazie di essere qui. Parto molto seccamente perché ovviamente il mio punto di vista in questo ambito di discussione è, per così dire, il meno esperto in tema di linee guida per assistenza e riabilitazione delle vittime di tortura e di violenza e parto quindi banalmente da un dato che in diversa misura e con diverse modalità tutti i migranti che io ho incrociato e che nell'ultimo decennio sono arrivate sulle nostre coste provenendo dall'Africa e in particolare dalla Libia hanno provato sulla propria pelle o, se fortunati, sulla pelle del vicino, cioè l'hanno diciamo scampata personalmente, la tortura e la violenza. E se di genere femminile, ovviamente anche di tipo sessuale. Non solo, peraltro, non solo se di genere femminile. Leggermente diversa, ma solo per la categoria degli autori di violenza, la situazione di chi è giunto qui attraverso l'altra rotta, la rotta balcanica. Perché nel senso che lo stato psicofisico in cui arrivano i grandi camminatori delle rotte balcaniche, della frontiera slovena, è spesso determinato soprattutto dalla fatica, dal freddo e dalle botte che ricevono nei tentativi di attraversamento della frontiera e nei respingimenti che sono numerosi, a seguito dei quali poi riescono finalmente in qualche maniera a entrare. La mia esperienza e il contributo che posso portare io personalmente però è legato soprattutto ai migranti provenienti dalla Libia, dall'Africa, perché questi sono i soggetti soprattutto con cui abbiamo avuto a che fare nel nostro territorio. Io tra l'altro avevo dimensionato anche il mio intervento rispetto non solo alla mia esperienza personale ma anche al territorio veneto. E sono i soggetti che sono stati ospitati fondamentalmente soprattutto dal 2017 in poi, 2018, 2019, 2020,
nei CAS, appunto, come diceva prima la professoressa De Grani, ma nei CAS peggiori, nei CAS massivi, quelli che abbiamo avuto qui nei territori del Padovano e del Veneziano al confine, comunque, come si dice qua in Veneto, in mezzo a Breccane, a Bagnoli e a Cona Padovana. E lì io ho avuto la sfortuna di incrociare, non solo di incrociare i migranti che stavano lì, ma anche di andarci fisicamente, quindi ho abbastanza le idee chiare. Chi ha visto quei luoghi e chi ha conosciuto le persone che ci sono rimaste, spesso per periodi veramente lunghi, significativi, 1 anno, 2 anni, di linee guida e di assistenza, ma dico di più, in realtà di semplice attenzione alla loro situazione di sopravvissuti alla tortura e alla violenza, non ha proprio avvertito neppure l'esistenza, neanche lontanamento. A Bagnoli e a Cona Padovana, in sintesi, il massimo che veniva assicurato era un servizio di ambulatorio sanitario veramente carente. L'ambulatorio, me lo ricordo fisicamente, era in una celletta in muratura, nella parte in muratura del campo, mentre i migranti stavano nei tendoni, delle tensostrutture immense, e lì in quell'ambulatorio facevano la fila fuori, perché ovviamente non c'era lo spazio interno, e io me lo ricordo in pieno inverno, la gente con la febbre che aspettava fuori dall'ambulatorio sanitario. Tra l'altro moltissimi giovanissimi, e forse ricorderete anche, ma la sentenza è recente, che in quel centro di accoglienza, in quella CAS dove non dovevano stare, c'erano svariati minori, e l'Italia è stata condannata recentemente, appunto, molto recentemente, proprio a seguito di quelle ispezioni sopralluoghi che abbiamo fatto proprio noi con l'ASGE, come giuristi democratici, e con alcuni parlamentari, perché si entrava solo con i parlamentari in quei centri. Le emergenze, quindi sanitarie, erano risolte a paracetamolo e sonniferi, fondamentalmente, qualunque altra emergenza di tipo psicologico, tipo disagio. Adesso scusatemi la terminologia, io non sono ovviamente un medico e parlo male di queste materie, però avevano tutt'altra risposta, che era quella sostanzialmente della contestazione di violazione di regolamento disciplinare e fuori dall'accoglienza. Questo è materialmente il tipo di risposta che è stato dato nei nostri territori. Si dirà che questo è fortunatamente passato, perché quei campi non ci sono più, però attenzione, io credo che la situazione per quanto riguarda il sistema accoglienza, anche se non esistono più questi grossi agglomerati nel nostro territorio, stiamo parlando del nostro territorio, è comunque per i motivi che diceva, a cui accennava prima, e per le risorse che vengono messe a disposizione, che sono assolutamente inesistenti, assolutamente carente. Ma in ogni caso anche quello che ci viene prospettato nelle varie argomentazioni dell'attuale governo e della maggioranza che appunto governa non è sicuramente rassicurante sotto questo profilo, perché si parla addirittura di hotspot diffusi nel territorio. Gli hotspot sono ancora peggio dei CAS, perché non esiste regolamentazione, non esiste una forma giuridica vera e propria. Dovrebbero essere dei centri che servono solo per l'identificazione, che poi diventano dei luoghi di trattenimento, di insabbiamento, non so come definirli, dei soggetti migranti che ci rimangono sicuramente non soltanto per il tempo necessario per l'identificazione. E quindi, insomma, in sostanza, io le linee guida veramente non le ho mai incrociate, se non in alcune prassi assolutamente laboratoriali, direi io, cioè nel senso isolate, particolarmente interessate, particolarmente intelligenti, e in buona parte, perlomeno per il passato, condensate soprattutto nel sistema SPRAR. Nel sistema SPRAR c'era
c'era ovviamente una situazione diversa. Infatti tutto il lavoro che noi facevamo era fondamentalmente questo, quello di cercare di spostare le situazioni, soprattutto quelle a rischio, quelle di soggetti fragili, quelli di soggetti che avevano subito violenza, che avevano subito tortura, eccetera, nel sistema SPRAR, che era l'unico sistema per uscire dal CAS e entrare nello SPRAR, era appunto quello. E questo è il lavoro che abbiamo fatto per moltissimi anni, noi legali che ci occupavamo di questo tipo di dimensione. Vi racconto un aneddoto solo. Non so se ricordiate la morte di una giovane migrante che è avvenuta nei bagni, chiamiamoli bagni, del CAS di Cona Padovana. Si chiamava Sandrine. E è stato un evento tragico, assolutamente accidentale, voglio dire, non legato al campo e alle condizioni, però è stato un evento che ha avuto una certa rilevanza. E in quell'evento io ho assistito il compagno di Sandrine che appunto voleva capire come era morta, cosa era successo, eccetera, eccetera, e in quell'occasione lui è stato uno dei pochi che sono riusciti a spostare nello SPRAR a seguito di questo evento, proprio perché non mangiava più, non reagiva più, veramente non aveva più voglia di nulla. Però grazie al sindaco di Piove di Sacco che ha dato questa disponibilità e lui è entrato nel sistema SPRAR. Adesso lui, tra l'altro, finito l'accoglienza, se n'è andato ed è in Francia, ha una famiglia, un bambino bellissimo, mi ha mandato le foto, sta bene. Siamo tutti contenti per lui, però a me quello che ha colpito è il fatto che nel momento in cui sono andata a parlare con lui, nella prima occasione, in un bar di Agna, perché altri posti non ce n'erano, quello che mi ha riversato addosso lui in un colloquio di ore e ore, che è durato veramente un intero pomeriggio, era tutta la vicenda che aveva subito lui, Sandrine, e tutta la vicenda della tortura, del viaggio, di tutte le violenze che aveva subito nel percorso e in Libia. E poi mi ha dato anche le sue carte, ovviamente, e di tutto questo nelle carte e nel verbale della Commissione territoriale non c'era una parola, non c'era una parola. Ma non perché lui, non perché fosse stato bloccato, perché di solito lo vedi nei verbali della Commissione territoriale, a un certo punto c'è scritto in Libia mi hanno fatto sì, ma questo non ci interessa, più o meno è scritto così nei verbali delle commissioni territoriali, ma non per quello, proprio perché lui non ne parlava. E io mi sono resa conto che nel tempo, nell'assistere vari soggetti, che è proprio difficile che loro ne parlino, che è proprio, quando gli chiedi qualcosa ti dicono ma in Libia cosa è successo? Brutte cose. Brutte cose è il termine che è più utilizzato. Allora io a questo punto torno indietro e torno al discorso che faceva la professoressa Adriani, cioè l'importante è proprio il momento iniziale, è proprio il momento identificativo, è proprio il momento dell'approccio con queste persone, perché che non è tra l'altro il momento in cui arrivano stremati dal viaggio, eccetera, perché io stessa, quando sono riuscita a parlare con loro, sono riuscita a parlarci dopo 2 o 3 volte, perché dopo 2 o 3 volte cominci a avere un attimo di dimestichezza, di confidenza, hai rotto un po' quel sospetto che giustamente hanno nei tuoi confronti. E quindi credo che questo sia veramente un elemento da tenere presente. Noi ovviamente non siamo alla costa e quindi non abbiamo questo tipo di approccio, però sicuramente dall'hotspot, se le cose funzionassero come devono funzionare, loro partirebbero immediatamente e immediatamente dovrebbero avere ausilio in una struttura di accoglienza sanitaria competente e in grado di intercettare le difficoltà che loro hanno realmente, perché poi sono cose che ovviamente loro pagano. E vabbè, delle commissioni territoriali non parlo neanche,
E mi avvio veramente rapidamente a conclusione perché voglio lasciare lo spazio a chi ne sa veramente di questa materia. Mi sono guardata un attimo, ho fatto quelle ricerche non su Google ovviamente, ma in banche dati sulla giurisprudenza, immettendo proprio le parole linee guida in materia di tortura, linee guida, il decreto ministeriale, eccetera, e ho trovato pochissimo, ho trovato veramente pochissimo, però ho trovato due sentenze che mi hanno fatto drizzare i capelli entrambe, e sono tra l'altro recentissime. Le ultime due che ho trovato, una è della Cassazione civile, della prima sezione, sono tutte e due della prima sezione, ed è del 26 aprile è stata pubblicata. Se non erro, scusate che trovo il punto. Sì, 26 aprile 23, che ha rigettato, Rectius ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino nigeriano che era espatriato dal proprio paese a 18 anni, transitato, detenuto, torturato in Libia. E questo rigetto è di conferma di un decreto del Tribunale di Napoli, che tra l'altro questo procedimento era ritornato al Tribunale di Napoli dopo essere già stato cassato una prima volta una decisione dello stesso Tribunale, quindi era una riassunzione, diciamo. E in questo decreto del Tribunale di Napoli è affermato testuale l'irrilevanza delle torture documentate con certificazione medico-legale del presidio ospedaliere Ascalesi di Napoli, centro di riferimento per le certificazioni attestanti postumi dei maltrattamenti subiti dal richiedente. E qui apro una parentesi doverosa perché a questo punto nella sentenza hanno sbagliato richiedente, hanno fatto il famoso errore che si fa sempre, no? Quando fanno il copia e incolla, e quindi hanno messo il nome di un altro, che ne so, Riyad piuttosto che Mohammed, ecco. E questo però lo dico non per cassare a mia volta la Cassazione, ma perché evidentemente è sintomo che ci sono diverse decisioni abbastanza analoghe in cui che ogni tanto utilizzano, spostano il nome, eccetera. Vabbè. E quindi, chiusa la parentesi, perché afferma l'irrilevanza? Perché non ha provato che le violenze, fatto storico immutabile ed accertato, e lo finisce così, siano avvenute in Libia, potendosele essere procurate durante il lungo e periglioso viaggio. Questa è la motivazione, ci rendiamo conto, cioè di questo stiamo parlando. Per l'altra ordinanza recente, che è della Corte di Cassazione, prima sezione civile sempre, invece è di altro tenore, ed è la numero 36.790 del 15 dicembre 22. E questa invece è cassato una decisione della Corte d'Appello romana che aveva negato la protezione internazionale a un cittadino turco, ovviamente curdo, torturato abbondantemente, pur a fronte di una documentata certificazione medica, attestante, a quanto si capisce del testo, anche lo stato di prostrazione psichica, redatta in conformità ai principi del Protocollo di Istanbul. Questa decisione richiama espressamente e diffusamente le linee guida, ne afferma esplicitamente il valore e l'importanza, anche sotto il profilo giuridico. E quindi la segnalo a questo fine anche per chi non si occupa di tribunali, e soprattutto sancisce il principio della non ignorabilità della documentazione medica redatta in conformità alle linee guida, che era stata bellamente ignorata dalla Corte romana. Vabbè, io concludo sperando di aver dato un contributo positivo, anche se a partire da esperienze negative, auspicando che davvero si possa mettere a frutto questo momento di dibattito comune nell'ottica di instaurare e consolidare, dove già esiste, una collaborazione tra il mondo medico e quello degli operatori illegali di giustizia a servizio del riconoscimento del diritto alla salute,
dei diritti umani e tra questi del diritto alla protezione internazionale per gli stranieri vittime di violenza e di tortura. Io credo che il momento, anche in ragione delle propensioni negative del governo in carica, lo richieda più che mai. Grazie. Grazie Aurora. Ringraziamo l'avvocato D'Agostino per questa testimonianza, nonché per queste considerazioni circa queste ultime due pronunce che sono estremamente recenti entrambe e che attestano insomma anche un certo tipo di orientamento che non può che preoccupare. Il protocollo di Istanbul, per inciso, che è il documento che ha menzionato l'avvocata D'Agostino, è un documento dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite e praticamente si tratta di un manuale per le indagini sui fatti di tortura ed è il documento, come dire, dal quale si ispirano anche poi le linee guida di cui parliamo oggi. E prima di entrare nella dimensione territoriale del Veneto, do con piacere la parola al dottor Giuseppe De Nola di Medici Senza Frontiere, che coordina questo progetto per sopravvissuti di tortura e violenza internazionale nella città di Palermo. Ricordo che Medici Senza Frontiere è autore di questo report di monitoraggio sull'implementazione nel contesto nazionale delle linee guida. È un documento estremamente interessante da leggere perché, come dire, dà conto dell'inadeguatezza appunto del recepimento di queste linee guida. Vi basti pensare che da un punto di vista di recepimento normativo al momento solo il Lazio, la Toscana e il Piemonte hanno dato effettività a queste linee guida con delle delibere regionali. Ecco, allora prima di ascoltare l'esperienza della Regione del Veneto, di cui ci parleranno con profili diversi, prima la dottoressa Turella e poi il dottor Baldini, do la parola al dottor Giuseppe De Nola di Medici Senza Frontiere. Allora, buonasera. Ci sente? Ok. Sì, io vi sento, buonasera a tutti. Allora, io farò un breve intervento su quelle che sono, mi sentite? Sì, che sono, allora, l'esperienza del progetto di sostegno ai sopravvissuti a tortura realizzato a Roma, proprio dal dottor Di Maio, cui si faceva riferimento all'inizio, quindi dirò due parole su quello perché in realtà il progetto Palermo nasce da quell'esperienza, quindi non sarebbe stato concepibile l'esperienza dei 5 anni di progetto a Roma. Qualcosa sul progetto attuale che abbiamo a Palermo. Volevo però partire da un'altra, diciamo, da una considerazione invece generale sul sistema di identificazione e presa in carico delle vittime di tortura in Italia, perché appunto ne avete parlato, però appunto mi premeva dire che allora, la criticità non è soltanto l'individuazione delle vittime di tortura, in realtà quella è sicuramente una criticità, il problema è che si individuano, poi veramente non c'è un sistema strutturato di invio, di riferimento della persona in strutture dedicate che possano in qualche modo affrontare i problemi e le criticità di quella persona. Cioè noi appunto abbiamo delle nave in mare, ricerca e soccorso nel Mediterraneo, in realtà a volte le torture sono così evidenti che possiamo identificarle anche sulla nave. Le torture sono così evidenti che si possono identificare addirittura agli sbarchi e negli hotspot. Il problema è che poi da quel momento in avanti non c'è un sistema, non c'è un referral strutturato, per cui queste persone possono essere mandate dovunque senza alcun criterio che non sia quello della disponibilità di posti liberi nei centri di accoglienza. Se a questo poi aggiungiamo che anche in un sistema, si parlava prima del sistema EXPRAR, adesso SAI, i posti dedicati per categorie vulnerabili, cioè per persone con particolari bisogni, molto spesso legati anche alle
di ordine medico o di salute mentale, il numero dei posti è veramente molto limitato, per cui voglio dire, anche se la persona viene identificata, anche se si cercasse di riferire nelle strutture specialistiche, questi centri di accoglienza non ci sono, questi posti non ci sono. E evidentemente gli indirizzi di questo governo non fanno naturalmente presagire un potenziamento, un rafforzamento di queste, diciamo, di queste strutture. Allora, detto questo, che è importante sottolineare, adesso vi condivido insomma tre slide, veramente sono una presentazione brevissima in cui vi darò appunto qualche elemento su due progetti, quello di Roma e quello di Palermo. Vediamo se riesco a condividere. Ok. Vedete la slide, sì? Lo vediamo. La vedete, ok. Allora, quindi, diciamo appunto, abbiamo fatto riferimento al progetto di Roma e dire che quel progetto era puramente MSF, nel senso che avevamo una nostra clinica col nostro staff, quindi era abbastanza staccata dal sistema invece sanitario regionale, in quel caso di Roma, anche se poi naturalmente per alcune prestazioni specialistiche c'erano degli invii ai servizi territoriali, un progetto separato e un progetto autonomo. Poi vabbè, dettaglio. Questo è interessante anche per vedere poi l'evoluzione che abbiamo avuto col progetto di Palermo, di cui parleremo dopo. In quel progetto si è fatto già cenno prima, è stato appunto inaugurato, almeno per quanto riguarda MSF in Italia, l'approccio del cosiddetto gruppale interdisciplinare, nel senso che l'obiettivo è stato quello di prendersi carico del sopravvissuto a tortura e violenza intenzionale, non soltanto da un punto di vista medico e non soltanto, come dire, schiacciando tutta la presa in carico sulla parte della salute mentale, quindi dei bisogni psicologici la persona anche da un punto di vista sociale, da un punto di vista legale, riconoscendo, e voglio dire, è anche abbastanza ovvio, come criticità che riguardano appunto la vita un documento legale che ti consenta di avere una vita più o meno normale ha un impatto molto rilevante, determinante sulla salute della persona. Per cui ecco, quel progetto era organizzato, era basato su un team multidisciplinare composto da medici di medicina generale, addirittura fisioterapisti che erano appunto facevano parte integrante dell'equipe, oltre a psicologo, psicologa, assistente sociale, per cui c'era una valutazione iniziale di un potenziale beneficiario del servizio, da lì poi partiva la presa in carico. All'interno di questo modello un fondamentale era esercitato appunto la figura del mediatore, mediatrice culturale, che era veramente, diciamo, la figura trasversale in quanto supportava tutte le figure del team, accompagnava diciamo, la persona che accedeva al servizio anche ai servizi territoriali, era veramente un punto di riferimento per la persona assistita fondamentale, quindi veramente lontanissime dall'idea dell'interprete, cioè la figura del mediatore culturale aveva la stessa dignità e la stessa importanza all'interno dell'equipe del medico piuttosto che dello psicologo, piuttosto perché questo è un elemento che bisogna prendere, è una criticità che bisogna prendere in considerazione nel momento in cui si pensa di attivare un servizio di questo tipo, e appunto il concetto di riabilitazione e il concetto di dimissione dal servizio. Ad esempio, appunto, quell'equipe, quell'esperienza sosteneva in maniera molto forte, riprendendo naturalmente studi specifici nel settore, che in realtà la persona che ha subito tortura non ha alcuna possibilità di tornare a essere quella di prima di aver subito tortura. Questo che cosa comporta? Comporta una messa in discussione del concetto di riabilitazione, cioè riabilitazione appunto un iter finalizzato a come dire, a far tornare la persona nelle condizioni, diciamo, di precedente alla tortura subita. Questo non è possibile. E se questo non è possibile, anche il concetto di dimissione del servizio, cioè di fine dell'assistenza, viene messo in discussione, nel senso che quando questa persona può essere dimessa dal servizio,
può essere mai dimessa dal servizio, oppure in realtà è un supporto che può durare anni. Questo naturalmente è un elemento fondamentale, perché se poi vogliamo attivare dei servizi e prendiamo in carico dei pazienti con la prospettiva di prendere in carico per anni e diciamo teoricamente anche per tutta la vita, ha delle ricadute che potete ben immaginare appunto su come il servizio deve essere organizzato e sulla sostenibilità anche del servizio. Per cui adesso invece appunto quel progetto di Roma è durato dal 2015 al 2019, poi è stato chiuso e diciamo è stato chiuso, ecco, tra le varie criticità di quel progetto, è stato chiuso e sul territorio romano non è rimasto niente, nel senso che, o quasi niente, nel senso che essendo stato immaginato come un servizio di MSF, quindi senza integrazione nel sistema sanitario nazionale, al momento in cui MSF ha deciso di interrompere il servizio, quella struttura, quell'esperienza e quelle conoscenze sono state in realtà disperse, almeno appunto sul territorio romano. Per cui quando la MSF ha cominciato appunto a ragionare sulla possibilità di replicare quel tipo di programma diciamo, in un altro territorio, e quindi la Sicilia è stata subito identificata come un possibile luogo dove sviluppare quel tipo di progetto per motivi abbastanza ovvi, si è appunto cercato di pensare a un modello diverso che superasse quella criticità, ossia quella di essere staccati dal sistema sanitario nazionale. Essere staccati comporta due fondamentali criticità: uno, che si tende a creare dei percorsi di cura paralleli, se non diciamo dedicati, separati per i migranti vittime di tortura rispetto ai servizi sanitari a cui accedono invece i cittadini, e questa è una grossa criticità. E la seconda criticità è quella a cui accennavo prima, cioè nel momento in cui l'organizzazione deve lasciare il territorio e deve chiudere quell'esperienza, il servizio non rimane, cioè non è sostenibile e non si riesce appunto a portarlo avanti in altri modi. Per cui ecco, quando si è pensato di aprire un progetto di supporto ai sopravvissuti a tortura a Palermo, invece ci si è posto il problema di integrarlo dall'inizio all'interno del servizio sanitario regionale, e quindi è stato individuato un servizio già esistente a Palermo, che faceva capo, come dire, ruotava intorno a un ambulatorio STP ENI, cioè gli ambulatori di medicina di base rivolti a migranti non in regola con le norme sul soggiorno in Italia. Quindi era un servizio, diciamo, basato su quello, che però era stato organizzato dall'azienda sanitaria provinciale di Palermo in maniera tale da essere integrato già anche con il servizio di ginecologia e anche con l'unità operativa complessa di psicologia. Cioè già a Palermo, prima dell'intervento di MSF, c'era già, e c'è tuttora, una struttura dove appunto c'era un'integrazione tra medicina di base, alcune specialistiche come la ginecologia e la parte di supporto alla salute mentale, per cui MSF decise all'epoca, quindi parlo del 2021, di aggiungere a questo tipo di servizio integrato che già esisteva una componente specialistica, che era appunto una componente di supporto ai migranti sopravvissuti a vittime di tortura e altre forme di violenza intenzionale. Quindi attraverso un protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale siamo appunto entrati, abbiamo integrato con il nostro staff, lo staff dell'ASP, e abbiamo cercato di replicare in qualche modo il modello di presa in carico sperimentato a Roma, però ecco integrato, ripeto, in una struttura pubblica. Qui, senza entrare troppo nel dettaglio, vi ho inserito in questa slide un po' il modello molto, molto generale di presa in carico, che prevede appunto una prima valutazione di una persona che accede al servizio per capire se si tratta, diciamo, se rientra nei criteri di accesso al servizio, di inclusione. Ci sono dei criteri. Il primo criterio naturalmente è che la persona deve aver subito appunto forme di tortura o violenza grave, perché appunto si tratta di un servizio specialistico.
Ora, si accennava già prima a questo aspetto ed è una criticità molto importante. Non è che con un incontro, con una prima valutazione, si può subito identificare il sopravvissuto a tortura, perché molto spesso questo tipo di problematica viene fuori non al primo contatto con l'operatore sanitario, ma dopo tanti incontri, ripetuti incontri, quando si stabilisce un qualche tipo di rapporto di fiducia con la persona che accede al servizio. Quindi questo è sicuramente un aspetto critico, e però voglio dire un qualche tipo di valutazione iniziale, di decisione se prendere in carico la persona o meno, bisogna in qualche modo porla, per cui abbiamo un po' limitato, cerchiamo di limitare il rischio di perdere dei potenziali pazienti del servizio attraverso che cosa? Uno, attraverso una valutazione che non è limitata a un solo incontro, ma può essere fino a 3 incontri, è fatta anche, fatta da team multidisciplinari, quindi da tutte le figure insieme, ma anche da persone singole, dallo psicologo piuttosto che dal medico, che possono approfondire gli aspetti specifici della loro componente e cercare di capire se ci sono appunto le condizioni perché la persona venga presa in carico. Quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che comunque la persona, se non viene presa in carico dal servizio, viene riferita ad altre associazioni, altri enti pubblici o privati che sul territorio offrono servizi ai migranti, per cui se poi si cerca di avere anche un follow up rispetto agli invii che facciamo ad altre associazioni, per cui se dovesse venire fuori in un secondo momento, se dovesse venire identificata da un'altra associazione poi che questa persona in effetti ha subito tortura nel paese di origine, nel percorso migratorio, naturalmente il nostro servizio è pronto a rivalutare e a farsene carico. Dottore, mi scusi, mi Sì. segnalano dalla sala che dovrebbe aprire, mi scusi se l'ho interrotta, Sì, certo. dovrebbe aprire a tutto schermo la proiezione delle slide perché da in fondo all'aula si vede poco. Mi scusi molto. Ok, se ce la faccio però, Preoccupi, proceda come sta lavorando, grazie. Sì, va bene, ok. Quindi dicevo, tanto penso anche di stare illustrando, insomma, anche a parole quello che vedete lì. Nel senso che allora, dal momento della valutazione fatta dal team in maniera congiunta, e per team si intende appunto un medico di medicina generale, uno psicologo, psicologa, assistente sociale e mediatore, mediatrice culturale, nel momento in cui la persona viene presa in carico dal servizio, a quel punto comincia il percorso terapeutico vero e proprio. Attraverso che cosa? Attraverso incontri successivi, follow-up, che possono essere realizzati o sempre congiuntamente da tutte le figure dell'equipe, oppure singolarmente da alcune figure, se una persona manifesta, esprime dei bisogni specifici legati a delle aree particolari, quindi l'area della salute mentale piuttosto che l'area appunto dell'area sociale piuttosto che l'area legale. Abbiamo anche un accordo con un'organizzazione, con la clinica legale dell'Università di Palermo, che si occupa in maniera specifica della parte legale, non avendo noi le competenze specifiche anche per occuparci di quello, però ecco, il legale della clinica legale è appunto integrato anche nel team multidisciplinare di MSF. Sono team fino a quando hanno funzionato integrati tra personale MSF e personale dell'azienda sanitaria provinciale, per cui team misti composti a volte da un medico della ASP e un medico di MSF e uno psicologo di MSF, a volte invece la composizione era diversa, ma insomma l'idea era comunque di lavorare insieme in maniera tale da lasciare anche appunto in termini di know-how, in termini di formazione in progress anche di lasciare questo patrimonio anche ai colleghi dell'azienda sanitaria provinciale. Dopodiché, quindi dopo che tutti gli specialisti, tutte le figure dell'equipe ritenevano che fosse concluso il percorso terapeutico e quindi quando ciascuno delle figure professionali dell'equipe decidevano di terminare, insomma che il percorso terapeutico fosse terminato, l'equipe si riunisce
si riunisce per l'ultima volta e si decide congiuntamente che appunto il percorso terapeutico ultimato, si convoca il paziente e a quel punto appunto la presa in carico a termine. Questo naturalmente non esclude che poi, diciamo, la persona possa ritornare a distanza di tempo a servizio manifestando altri bisogni e quindi insomma è anche possibile una ripresa in carico della persona. Per quanto riguarda invece le visite specialistiche, perché appunto vi dicevo nel team è integrato un medico di medicina generale, nel caso di specialistiche seguivamo, parlo al passato, adesso vi dico perché parlo al passato, seguivamo i percorsi standard, cioè di richiesta delle visite specialistiche secondo i percorsi standard diciamo, di un cittadino normale con impegnative normali e quindi adeguandoci anche, questo sicuramente è stata una criticità, ai tempi di attesa per le visite specialistiche che insomma immagino non solo in Sicilia, non sono, per alcune specialistiche soprattutto non sono molto, molto brevi, però siamo andati, diciamo, abbiamo fatto questa scelta. Un accordo invece specifico l'abbiamo fatto con l'unità di medicina legale del policlinico, appunto di un policlinico universitario che c'è a Palermo, che si chiama appunto Policlinico Giaccone, per il discorso, anche per il discorso della certificazione, che come si è detto in precedenza è fondamentale, soprattutto poi quando si parla di audizione con la commissione territoriale e quindi diciamo non tutti i nostri pazienti, perché la visita insomma, legale in realtà è una visita molto, molto complessa, molto invasiva per certi versi, quindi non inviamo per scelta tutti i nostri pazienti a sostenere questa visita, ma solo quei pazienti per cui riteniamo che possa avere un valore aggiunto in termini appunto di supporto, soprattutto innanzi appunto alla commissione territoriale. Quindi questo per quanto riguarda diciamo, il lavoro con l'azienda sanitaria provinciale. Dopodiché, passo appunto all'ultima parte del mio qualche dato Dottore, prima. scusi, Sì. mi compete questo compito increscioso di tenere la tempistica Sì. e devo chiedere Va di bene. attenersi entro i 3 minuti, grazie, mi scusi. Allora, salto la parte dei dati che comunque avete lì, ma giusto per darvi... Allora, vi dico solo 84 persone prese in carico nel 2022, 84 appunto, come vedete, è un numero quindi che non stiamo parlando di grossi numeri perché si tratta di un servizio specialistico, una presa in carico complessa che quindi presuppone ecco, diciamo, delle risorse per ciascuna persona di un certo tipo, per cui ecco, l'obiettivo non è quello di coprire l'interezza del bisogno, ma quello di offrire un servizio di qualità e soprattutto creare un modello di cura, un modello di cura da lasciare poi al sistema sanitario regionale. Per questo ecco, i numeri sono contenuti, non è un progetto standard di MSF, soprattutto in alcuni contesti dove si parla di migliaia di consultazioni, qui diciamo che l'obiettivo è un altro. Dopodiché, e concludo, l'evoluzione, cioè la fase in cui siamo in questo momento è una fase di passaggio. Cioè l'idea adesso è dopo aver elaborato questo modello all'interno di un'azienda sanitaria provinciale, quindi soprattutto con i servizi territoriali di primo accesso, quindi un ambulatorio, un consultorio familiare e un CSM, l'idea di provare a creare diciamo, un modello ancora più sofisticato, un modello ancora più complesso. E quindi l'idea di trasferire questo modello di presa in carico all'interno adesso di un policlinico universitario. Siamo in una fase di negoziazione, quindi ancora, voglio dire, gli accordi non sono stati ancora sottoscritti, per cui ecco, questo è importante insomma dirlo perché non vorrei ecco, creare anche incidenti diplomatici, quindi siamo nella fase di negoziazione, ma l'idea di lavorare all'interno di un policlinico universitario è importante per due aspetti. Allora, uno perché avremmo in questo caso le specialistiche già all'interno del policlinico e quindi l'idea sarebbe quella anche di costruire dei percorsi dedicati di accesso alle specialistiche oppure di creare delle strutture interdipartimentali con dei referenti, con un gruppo di persone dedicate che possono prendersi in carico a livello di secondo o terzo livello di cura le persone che accedono al servizio. E l'altra componente importante è sicuramente, essendo appunto un policlinico universitario, è la parte di didattica e la parte di ricerca, cioè vorremmo appunto collegare alla parte di presa in carico clinica anche una parte diciamo di ricerca sulle tematiche legate appunto alla tortura ai sopravvissuti
a tortura e violenza intenzionale, e anche una parte didattica, chiaramente, per spingere verso, come dire, un allargamento delle competenze su queste tematiche che sono appunto abbastanza sconosciute, ecco, anche in ambito accademico universitario. Quindi è questo, diciamo, lo step successivo che stiamo cercando di realizzare, di implementare a Palermo. Grazie dottore per il suo intervento. Chiedo scusa se mi sono permessa di chiederle di accelerare. In realtà questo è stato un intervento che secondo me, come il precedente dell'avvocata Agostino, ha detto delle cose fondamentali, cioè ha messo in luce il carattere estemporaneo dei servizi che si sono realizzati fino adesso, per non dire la natura progettuale che molto spesso queste esperienze hanno, e questo è un grosso limite del lavoro che si fa con i migranti, cioè sono partite che dal punto di vista economico organizzativo viaggiano appunto sulla dimensione della progettualità e perciò dell'estemporaneità, e questo è un piano del discorso. L'altro elemento che secondo me va evidenziato in maniera assolutamente necessaria dell'intervento del dottor De Mola, che incrocia poi quanto prima diceva l'avvocata D'Agostino, riguarda l'evidenza di queste situazioni, l'evidenza immediata di queste situazioni di trattamento inumano, crudele, degradante, e, come dire, però la loro metabolizzazione, la loro capacità di essere narrate dalla persona coinvolta, dalla persona vittima, solo quando sostanzialmente si è costruito un rapporto di fiducia, un rapporto di conoscenza, e questo è un altro punto fondamentale. Personalmente penso che noi abbiamo nei confronti di questa casistica, come nei confronti della casistica del grave sfruttamento, che poi è peraltro assolutamente incrociata con il tema di cui parliamo oggi, una sorta di metabolizzazione anestetizzata oramai, perché insomma diamo quasi per scontato che queste situazioni ci siano, che appartengano a queste vicende migratorie, perché questo è ormai un dato strutturale, e tragicamente credo che sempre di più questa nel Veneto è un po' anche il tema focale della giornata di oggi pomeriggio, perché l'implementazione di queste linee guida è necessario poi osservarle nel contesto del proprio territorio, in virtù di quello che dicevo prima, che in realtà poi le competenze sanitarie sono di spettanza regionale, per cui gli interventi, diciamo, che di cui stiamo parlando oggi, privilegiando appunto l'ambito sanitario, sono estremamente difformi da regione a regione. Allora, confermo lo scambio di relazioni che abbiamo adesso, per cui la dottoressa Elena Turella dell'USL 6 Euganea, che è una psichiatra e che è una persona estremamente sensibile, tra virgolette, alla tematica che affrontiamo oggi pomeriggio, anticipa l'intervento del dottor Baldini, e credo che entrambi questi interventi poi entrino nel merito ovviamente della realtà sperimentale, chiamiamola così, del nostro territorio, che anche nella nostra casistica regionale si rifà poi a delle dimensioni progettuali ben precise, peraltro se non sbaglio, Marco dimmi, entrambe concluse, con dei seguiti ma concluse. Ok, prego dottoressa, lei la parola. Se può aprirsi il microfono, grazie mille. Buongiorno a tutti. Allora, dunque, legandomi proprio all'intervento
del collega di MSF De Mola, che ha appunto giustamente citato quello che, come aveva fatto prima anche la professoressa Degani, quello che era stato il report del 2022, dunque di MSF, no? Sull'attuazione delle linee guida del 2017, che sono peraltro queste, la professoressa prima dunque ve le ha ben così un pochino spiegate, e è stato appunto dunque segnalato come il Veneto non abbia, no, dunque recepito queste linee guida, e quindi in Veneto si è proseguito con delle realtà locali che hanno comunque cercato di sopperire alla mancanza di dunque progetti formalizzati appunto dei servizi pubblici e coordinati dagli enti pubblici. In questo report di MSF del 2022 viene proprio anche citato quello che è stato il progetto SPIRNet, che è il progetto che adesso ecco, vi delucido dunque brevemente. Il progetto SPIRNet, dunque la sigla significa Salute e Protezione Internazionale per i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale attraverso un lavoro di rete. È stato un progetto molto articolato che è cominciato nel 2018 e che si è concluso alla fine di settembre del 2022 dopo un prolungamento anche appunto nell'ultimo anno che non era inizialmente previsto, e che è partito appunto da un'analisi dei bisogni presenti proprio nel territorio del Veneto, con una verifica della carenza che vi era di conoscenza di interventi di aiuto possibile per i soggetti dunque richiedenti e titolari di protezione internazionale che presentano una situazione di vulnerabilità grave in senso psicologico-psichiatrico. È stato quindi elaborato questo progetto, dunque molto complesso, per cercare di rispondere ai bisogni individuati, e il progetto dunque è stato organizzato secondo 6 pacchetti di attività così chiamati work package, che erano finalizzati al miglioramento proprio della qualità della presa in carico dei cittadini di paesi terzi, dunque richiedenti o titolari di protezione internazionale, che presentassero appunto una condizione di vulnerabilità post-traumatica importante o comunque un grave disagio psicosanitario. Si è cercato di dunque procedere inizialmente con un lavoro diciamo di formazione, cioè dunque rafforzando quindi competenze specifiche all'interno dunque dell'equipe dei servizi pubblici che erano coinvolti, di altri enti locali e anche di forze del terzo settore. E poi appunto ci sono proposti questi strumenti multilivello, multidisciplinari integrati che coinvolgevano i principali attori del territorio. Quindi praticamente il progetto ha unito ecco, differenti province ed istituzioni, quindi vi sono entrate diverse USL, 5 sono state le USL del Veneto che hanno aderito, la USL di Rovigo che inizialmente dunque aveva aderito è l'unica che per ecco, problemi di grave carenza di organico sanitario ha dovuto poi dunque rinunciare. Parlo di carenza dunque all'interno del Dipartimento di Salute Mentale, alcune prefetture, alcuni comuni, tra cui il comune di Padova, enti appunto del terzo settore, alcuni casse e servizi di accoglienza dunque per i migranti. In questi work package appunto sono state definite un insieme di azioni ecco, da mettere in campo per la creazione appunto di una equipe che doveva essere un'equipe dunque dedicata all'interno dei dipartimenti di salute mentale che si occupasse in modo più competente, più specifico della presa in carico di questi utenti particolarmente vulnerabili, di favorire chiaramente il loro aggancio al servizio e ai percorsi appunto di cura necessari, e poi che lavorasse anche per la formalizzazione di una rete territoriale con i diversi altri attori coinvolti nell'assistenza ai migranti. Allora, vi ho già detto che hanno aderito 6 USL, cioè inizialmente solo quella polesana poi appunto ha dovuto dunque dare forfait,
La USL Berica ha avuto un importante ruolo di USL dunque capofila, e la dottoressa Katia dunque Carturan è stata appunto la rappresentante della USL 8 che ha fatto questo enorme lavoro con il suo gruppo di coordinamento, insomma, di tutte le USL e di tutti gli enti che hanno partecipato ai diversi steps, ai diversi work packages dunque del progetto. Il primo obiettivo compito era quello di creare e sperimentare un modello di mini equip multiprofessionale esperta, cioè in etnopsichiatria, o comunque insomma con degli elementi maggiori di conoscenza di psichiatria transculturale all'interno delle USL partner. Il secondo era quello di dunque rafforzare le competenze del personale sociosanitario e degli operatori del terzo settore coinvolti in servizi per i cittadini di paesi terzi, dunque richiedenti o titolari di protezione internazionale. Il terzo obiettivo era la creazione e sperimentazione di un'equipe multiprofessionale, multilivello tra le diverse USL e gli stakeholder provinciali, quindi coinvolgendo anche dunque le prefetture, i comuni, rappresentanti dunque del terzo settore che erano dunque coinvolti in progetti, in percorsi di accoglienza e assistenza ai migranti. Il quarto obiettivo, la realizzazione di percorsi sperimentali di presa in carico integrata per beneficiare, per i beneficiari, qui c'è un errore, con disagio psicosanitario, e il quinto, la definizione e sperimentazione di interventi integrati di assistenza territoriale al fine di prevenire, individuare e monitorare gli utenti in carico con interventi specifici per ogni territorio. Vi è un obiettivo, il sesto, che è quello praticamente che dovrebbe diciamo essere proseguito dopo il termine che è già venuto insomma del progetto, che è quello di continuare a diffondere e proseguire questo lavoro di rete, e lascerò poi questa parte al dottor Baldini. Allora, il primo un po' grande scoglio insomma di questo progetto è stato quello di identificare i soggetti beneficiari. Allora, sicuramente insomma dunque è facile pensare che possono essere dunque questi soggetti con elevata vulnerabilità di tipo psichiatrico, appunto dunque legata alla psicotraumatologia della loro esperienza dunque migratoria. Nella pratica però non è però così facilmente dunque trasportabile il fatto che queste persone siano così immediatamente o comunque in maniera competente identificate o all'interno dei CAS o all'interno delle prefetture o all'interno comunque di altri dunque settori sanitari dove abbiano dunque un primo dunque accesso e vengano poi appunto inviate ai servizi competenti, come possono essere poi dunque i servizi psichiatrici dunque territoriali. Quindi è stato fatto, c'è un grosso lavoro con i CAS di riferimento proprio perché loro potessero individuare e quindi segnalare delle persone. Altre segnalazioni sono state fatte dalle prefetture stesse. E ogni USL poi ha adottato altri metodi per individuare possibili beneficiari, per esempio insomma si sono utilizzati dunque i database aziendali per vedere chi aveva avuto per esempio dei contatti col pronto soccorso, appunto dunque persona straniera di recente arrivo in Italia con un codice dunque STP, quindi dunque sono stati utilizzati vari elementi per poter dunque scandagliare e comunque avere poi un elenco dunque di persone che potevano eventualmente essere dunque persone dunque da fare entrare dunque nel progetto. E una volta identificate e quindi e anche con l'accordo poi appunto di tutti gli attori sulla fattibilità, sulla possibilità appunto di far entrare questi beneficiari nei possibili percorsi sperimentali del progetto SPIRNet,
È importante anche tenere presente che si sono incontrate molte difficoltà poi reali di inclusione, ecco, dei destinatari identificati, ecco, nel progetto, perché spesso vi erano dunque reali difficoltà, ecco, di collaborazione, dunque problemi comunque spesso magari di irreperibilità, tipo, dunque vi faccio degli esempi. È successo che, ecco, degli operatori dedicati che venivano anche pagati con i fondi appunto del progetto SPIRNT, che erano fondi FAMI, quindi del fondo FAMI, e avessero il mandato di portare per esempio appunto questi utenti a visite specialistiche presso i servizi psichiatrici, e questi utenti si rendessero irreperibili ogni volta, ma per più volte. Quindi ecco, quindi è stato, ecco, molto molto poi difficile arrivare veramente all'inclusione, ecco, delle persone identificate. E poi c'è il grossissimo problema che segnalerò più volte, perché è uno dei temi sicuramente per noi un po' importanti, è quello del plurimi spostamenti interni di questi beneficiari, con cambio spesso, ecco, di residenza, e quindi anche cambio dei servizi territoriali di riferimento. Vi ricordo che i servizi psichiatrici appunto sono territoriali, e quindi ogni servizio psichiatrico dunque lavora secondo, ecco, un bacino di utenza legato a una residenza specifica che viene coperta dunque da quel servizio. Allora, per farvi vedere appunto quante segnalazioni vi sono state nelle diverse USL che hanno poi partecipato al progetto fino alla fine, e quante prese in carico, vedete che c'è un gap tra le segnalazioni dei soggetti e le reali prese in carico. E questi sono tutti i soggetti che appunto si sono persi, si sono resi irreperibili, o comunque non hanno mai accettato di essere portati, no, a una valutazione specialistica, che era comunque dunque la condizione sine qua non per poter poi, ecco, essere presi in carico con i percorsi sperimentali dunque del progetto. Per quanto riguarda la USL 6, da 18 segnalazioni le prese in carico sono state poi 11. Per quanto riguarda la creazione della mini equipe aziendale, per appunto questa mini equipe che con una dunque competenza un pochino più specifica transculturale, in 4 su 5 delle USL ha funzionato, ecco, quindi è stata istituita. Nella USL 6 è stato deciso di istituire, cioè una cosa un pochino differente, nel senso che vi è stato uno psichiatra che prima è stato, cioè il dottor Gatto, poi sono stata io, e una assistente sociale, dunque la dottoressa Monica Vigolo, che si sono sempre occupati del coordinamento dei casi segnalati e di dunque coordinarsi con i team dei servizi psichiatrici territoriali che dovevano fare dunque le valutazioni e poi eventualmente appunto collaborare per i progetti dunque personalizzati. E poi soprattutto hanno fatto questo grande lavoro, abbiamo fatto questo lavoro di collegamento a livello territoriale con gli enti locali che erano coinvolti e con il terzo settore anche che era coinvolto. Quindi è stato fatto un lavoro dunque un pochino diverso rispetto alle altre USL. Dunque la mia equipe ha comportato comunque la presenza di un punto di riferimento continuativo all'interno di tutto il percorso di presa in carico del soggetto, e ha rivestito un ruolo importante sia per il migrante che per i servizi e gli enti che collaboravano alla progettualità appunto per il soggetto dunque beneficiario. E vi è stata questa formazione iniziale importante, ecco, prima dell'avvio del progetto. Purtroppo però il progetto, che è stato insomma abbastanza lungo e complesso, ha visto anche un turnover alle volte dei professionisti coinvolti, per cui poi è successo che i professionisti che erano stati formati all'inizio non erano gli stessi che hanno continuato, e quindi chiaramente ci sono state delle carenze. Vi è comunque sempre stato un percorso di supervisioni e di formazione continuativa sui casi, ecco, per tutta la durata poi, ecco, dunque della parte sperimentale del progetto.
Allora, nella nostra USL 6, quindi noi abbiamo, diciamo, privilegiato queste equip multilivello, cioè di secondo livello, diciamo, tra USL e stakeholder provinciali. Ecco, infatti sono state coinvolte alcune assistenti sociali del terzo settore, dunque rappresentanti dei servizi sociali e di integrazione del comune di Padova, dunque referenti dell'ufficio immigrazione della prefettura di Padova e poi le referenti coordinatrici di progetto del Dipartimento di Salute Mentale. In altre USL invece, come vi ho già accennato prima, anche questa equip un po' di secondo livello ecco, variava con la possibile presenza di altre figure, come potevano essere quindi infermieri dei centri di salute mentale, psicologi del privato sociale oppure anche dei servizi psichiatrici. Allora, il progetto SPIRNet ha puntato molto, no, su dunque lo sviluppo di una collaborazione a livello territoriale ed è questo poi il mandato che deve essere proseguito, no? Un po' ecco, quello che si deve portare a casa e che si deve dunque mantenere, che deve essere dunque sostenibile. Vi è stata sicuramente, è servito a creare una forte collaborazione e cooperazione a livello territoriale tra enti e servizi pubblici del terzo settore, con il comune di residenza dunque dei soggetti, anche se ci sono delle cose da migliorare, con le prefetture, con il privato sociale ed è servito molto per organizzare azioni sperimentali specifiche di tipo integrato in ogni territorio proprio per la creazione di progetti individualizzati finalizzati all'inclusione sociale di questi dunque soggetti, per esempio per la ricerca del lavoro, per la formazione professionale, per il recupero di una maggiore comunque autonomia ecco, di questi individui. Questa tabella, e con questa anche dunque vado alla conclusione, dunque riassume i progetti attuatici in ogni USL, vedete che sono diversi, andiamo, dunque la mediazione linguistica, il supporto psicologico, tra cui dunque che è stato dato anche nella USL 6, ecco non ho detto nella USL 6 i servizi pubblici appunto del Dipartimento di Salute Mentale sono entrati a ISO risorse e senza budget destinato appunto a questi operatori, quindi tutto il budget ecco, SPIRNet dedicato alla USL 6 è stato dedicato al terzo settore e agli interventi ecco, che sono stati forniti dunque dal terzo settore, tra cui anche c'è una psicologa che era in carico a una dunque cooperativa ecco, che gestisce percorsi di accoglienza qui a Padova. È stato fatto dunque supporto legale anche qui nella USL 6, ecco qui un po' vedete insomma ecco ci sono stati dunque sono stati anche pagati dei corsi di lingua, questo nella USL 2, sono stati anche pagati ecco dei centri estivi per i figli minori sempre nella USL 2, quindi vedete sono stati creati ecco dei percorsi individuali anche vari. Finisco con le criticità del progetto SPIRNet. Il progetto SPIRNet sicuramente insomma, è stato un progetto che ci ha fatto anche molto discutere, che ci ha fatto molto confrontare, che insomma ha creato comunque, c'è un grande scambio, ecco, dunque tra i servizi. Questo è stato sicuramente il principale dunque secondo me dunque vantaggio oltre dunque a quello che si è potuto fare per i beneficiari. Il percorso di formazione di tipo dunque etnopsichiatrico sicuramente è da incrementare all'interno delle USL partecipanti. Non sempre è stata creata appunto un'equipe più competente in senso transculturale all'interno dei centri di salute mentale e con questo non intendo che si vogliano creare dei percorsi proprio ecco, dedicati, perché per esempio nella nostra USL è stato discusso già tanti anni fa di assolutamente evitare di fare dei percorsi dedicati, ma di cercare di includere il più possibile no, questi migranti ecco, nei normali percorsi che per fortuna da noi, ecco, nella nostra provincia, prevedono comunque che chiunque possa avere delle prime visite entro un mese di tempo, insomma, e quindi non ci sono dei tempi di attesa come in altre dunque realtà. Vi è dunque comunque la forte necessità di implementare il servizio di mediazione linguistico-culturale, la necessità di migliorare comunque appunto anche la formazione degli operatori dei CAS, come aveva accennato anche all'inizio la professoressa, per l'individuazione di casi in condizioni di vulnerabilità e per il fatto che loro possono poi dunque riferirli ai servizi specifici.
Ecco, va approfondito anche ulteriormente il percorso di collaborazione con la prefettura, e di questo ne parlerà il dottor Baldini, e poi chiaramente vanno aumentati i livelli di cooperazione tra i centri di salute mentale e i servizi sociali territoriali di residenza dei pazienti. Con questo grosso problema che quando il paziente poi cambia di residenza, appunto, cambiano tutti i riferimenti, si deve sempre dunque ripartire da capo per come è strutturata ecco, la nostra assistenza su base territoriale. Va bene? Grazie dottoressa, se può chiudere il microfono suo, grazie. Grazie per questo intervento della dottoressa, penso che abbia detto numerose cose che meriterebbero di essere riprese. Insomma, mi ha colpito in modo particolare questa tematica dell'inclusione, perché diciamo ha richiamato esplicitamente il fatto che diciamo le difficoltà non finiscono con la presa in carico e con l'accompagnamento, poiché viviamo in un contesto che non è certo amicale, tra virgolette, nei confronti di queste persone, dove in qualche modo il senso di esclusione che possono vivere credo sia ripetizione della quotidianità, e questo penso sia un elemento che assolutamente non aiuta. Sottolineo, se non erro, che il progetto Spirnet era per le gravi vulnerabilità e che nella qualificazione giuridica le vittime di tortura sono uno dei soggetti vulnerabili ai sensi della nostra direttiva qualifiche, nonché anche procedure. E con questa considerazione do la parola a Marco Baldini della Cooperativa Sociale GEA di Padova. Credo che Marco lo conosciamo tutti, insomma, perché no? Ok, di migranti, è una vita che si occupa, per cui ti do la parola Marco, non so se vuoi usare questo microfono o quello. Ok, grazie, e penso che tu entrerai specificamente nel merito della rete che questo progetto Spirnet ha costruito, e quanto della rete è possibile in qualche modo portare avanti anche quando questi progetti, tra virgolette, terminano, perché questo è un altro aspetto fondamentale del lavoro di rete. Grazie. Grazie. E ci sono le tue slide, scusami, lì, sì, non so se tu hai delle slide, ok. Ci sono slide, però sono materiali e non voglio tediarvi con questa roba qua. Mi prendo il lusso di chiedervi come state. Questi 15 minuti che ho a disposizione. Ci siamo? Siete stanche, siete centrate? Se no rischiamo noi di torturare voi, no, non va bene. Dopo mi presento, però prima vi chiedo la differenza tra tortura e violenza intenzionale, ce l'avete chiara? Più o meno? Proviamo a dare una... che mi ha colpito molto quando l'ho sentito a Venezia, era con un po' di gente che ragionava di questa roba, inclusi esuli cileni, medici, che ragionavano di queste storie. Come definiresti, dove spaccheresti tra tortura e violenza intenzionale? C'è una presenza di... Aspetto formale. Proviamo. Aspetto... Sì, no. Questo no, è la qualificazione della Convenzione internazionale, non ad esempio nello Statuto di Roma, per cui qui c'è anche il professor De Stefani che può entrare nel merito, per cui anche questo... esatto, anche questo elemento in realtà è più labile di un tempo. Deo, grazie. Dimentico che sono in un contesto accademico, quindi corretta la risposta e è bello che approfondiate dal punto di vista formale. La differenza tra tortura e violenza intenzionale. Proviamo a dare, ma veloci, così, per quello che vi viene. Forse devi avvicinare il microfono. Sì. Ah, io mi devo avvicinare al microfono. Allora, se volete venire a dire qualche cosa al microfono, a voce così alta, può così sentire anche il proprio dottore. cosa vi viene in mente violenza intenzionale che differisca dalla tortura? La tortura al fine dell'estorsione, magari anche di occupazioni o
mentre la violenza intenzionale è momentanea, la tortura è risultata nel tempo. Anche la violenza intenzionale può essere perpetrata nel tempo. Quindi comunque la distinzione è corretta. La tortura è un'azione esercitata nei confronti di persone da cui si vogliono estorcere informazioni. Cosa vi viene in mente in termini di storia? Chi è torturato? Chi è stato torturato? Regeni. Regeni è stato torturato, certamente. Fresca e recente, poi è stato anche ammazzato, però. È stato torturato. Torturati. Vi parlavo degli esuli cileni. Persone che partecipano. Ecco, cioè chi partecipa a un'attività politica, però qual è la narrazione di chi è sopravvissuto alla tortura o di chi è stato poi ucciso? La narrazione è: ho una motivazione fortissima, non te lo dico manco se mi ammazzi. Più o meno questa è la posizione di chi si mette davanti all'aguzzino. La violenza intenzionale, che robaccia è? A me, non so se siete cultori, per me vecchio Stanley Kubrick, L'arancia meccanica, era un paradigma di una gratuità. Cosa si fa stasera? Si va a picchiare un vecchietto handicappato in una villa di campagna. Non so da dove mi arriva la bastonata, non so perché mi arriva, non so cosa devo fare per evitarla. E credo che quella sia la condizione di chi se ne sta in Libia, di chi se ne sta in una situazione. Riparliamo di storia. Ve lo dico non per svicolare da Spirnet, ma perché proviamo a rialzare lo sguardo. Mi viene da ridere, scusate se mi viene da ridere, però il protocollo di Istanbul, a poco più di 100 anni dal genocidio degli armeni, una nemesi storica, cioè che a Istanbul si vada a firmare un protocollo dopo che in Turchia 100 anni fa sono stati presi 1,5 milioni, 2 milioni di armeni. Si inizia a camminare nel deserto, si inizia a morire, si inizia a non dare da mangiare, con un obiettivo molto chiaro. Lì non c'era una tortura a uno. Mi viene in mente la Shoah, giusto per dire che sono processi che non, in termini terapeutici, che non finiscono. Rispetto alle persone, però volevo fare un saltino e poi riaffondo rientro nel nostro quotidiano di Spirnet, delle nostre piccole fatiche. Le differenze sono profonde dal punto di vista di rielaborazione, quindi di terapie, di tutto quello che implica. I profughi cileni che ho ascoltato quando si ragionava di questi termini qui dicono: è inutile attivare un servizio oggi, perché io di queste cose qui forse tra 20 anni ve ne parlerò, forse avrò la forza di raccontarvelo quando sarò nonno. Pensate alla Liliana Segre. Quindi tutto il nostro affannarsi per creare dei servizi adeguati, per intervenire su una cosa che dal mio punto di vista, dal mio sentire, dalla mia sensibilità, è molto oltre la tortura. È molto oltre la tortura. Poi le capacità di resilienza dell'essere umano sono infinite, però penso che se non abbiamo chiaro questa roba qui e non ci rendiamo conto che oggi noi stiamo assistendo a una marcia degli armeni, a una Shoah, a qualcosa che nella vita delle persone ha lo stesso impatto, e rischiamo di essere spettatori che si interessano del dettaglio. I servizi sociosanitari, psichiatrici,
della nostra regione non sono all'altezza di... Ci stanno facendo guardare il dito, non stiamo guardando la luna. C'è un tema che è squisitamente professionale, organizzativo, tecnico, i servizi per la riabilitazione delle persone vittime di tortura e di violenza intenzionale, ma c'è anche una dimensione alta, etica, culturale, dico la parolaccia, politica, che non ci deve sfuggire. È importante questa roba qui, perché se no politica e di politiche. Proviamo a dirci questa roba qui. Ve lo dico con vestito da cooperatore sociale, ve lo dico da cittadino. Ci interessiamo di queste cose qui e anche qua dentro ci si interessa di queste cose qui perché c'è una visione dell'organizzazione dei rapporti tra gli stati, del rispetto della dignità delle persone che non dobbiamo mai perdere di vista. Quindi questa è una cosa importante. Cosa abbiamo fatto con Spirnet? Quindi atterro brutalmente da questo scenario che non ci deve sparire dagli occhi. Cosa abbiamo fatto con Spirnet? Marco Baldini è vicepresidente della cooperativa AGEA. La cooperativa AGEA è una di quelle tante cooperative che a un certo punto ha smesso di contrattualizzare persone inesperte per accogliere le persone in fuga. L'abbiamo fatto pochissimo, l'abbiamo fatto per poche persone e per pochi anni, in vista di acquisire delle competenze. Abbiamo scelto di prendersi cura di chi deve prendersi cura. Non è un gioco di parole. Ci sono delle istituzioni che hanno dei mandati e dei soldi e delle competenze e delle responsabilità che io definisco piene di onesti servitori dello Stato, di persone che la mattina si alzano e dicono: come faccio a rispondere a questa responsabilità che mi avete scaricato addosso? Penso alle funzionarie delle prefetture che in questi giorni non stanno dormendo per trovare posti e non li trovano, non perché sono incompetenti loro, ma perché il mercato non ha a disposizione né strutture grandi, brutte, fatiscenti, cattive, né strutture intermedie, né strutture piccole per ospitare queste persone che stanno scappando da drammi intenzionali come la violenza causati, di cui non è questa la sede per approfondire, però non ci sono spazi e non ci sono posti. Penso a queste persone che erano partner del progetto, penso agli psichiatri, ai dipartimenti di salute mentale che hanno dei doveri di presa in carico, ma non hanno personale. Forse perché non c'è stata una programmazione, non perché i ragazzi non hanno voglia di fare psichiatria, perché la psichiatria comunque non è una di quei dipartimenti che creano consensi, che fanno guadagnare voti. Quello che sta succedendo è grave. Lo dico perché non voglio che focalizziamo l'attenzione, anche se esco dal seminato, dal fatto che non ci occupiamo solo di migranti. Prendersi cura di chi deve prendersi cura presuppone che un dipartimento di salute mentale funzioni e funzioni per tutti, non con servizi dedicati, ma funzioni per tutti, funzioni per il disagio che sta crescendo. Questo per dirvi l'approccio. Ve lo dico da vicepresidente DJ, coordinatore dei progetti di Area Italia e da referente eravamo partner tecnico di questo parterre di 6 aziende sanitarie del Veneto e di 2 prefetture che hanno fatto per 4 anni questo lavoro capillarissimo che, rileggetevelo, però è stato un lavoro bello, intenso, faticoso. Poi arrivo ai 2 prodotti che vi invito a... Il prendersi cura di chi deve prendersi cura vuol dire mettersi accanto, capire quali sono le criticità, capire soprattutto quali sono tutti i dispositivi normativi che esistono già. Si parla delle linee guida. Le linee guida è un libro di
di belle intenzioni, ma tra averlo e non averlo fa grande differenza. Poi la responsabilità politica di recepire le linee guida sta ai parlamenti regionali, sta ai governi regionali. Questo librettino qui è stato stampato con un altro progetto del Fondo Accoglienza, Migrazione e Integrazione che si chiama Footprint, ma questo librettino qui è stato scritto da tanti organismi e tante persone. Molti di questi qui sono soci, come me, della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, molto più bravi di me, psichiatri, persone che si occupano di sanità pubblica. Con il progetto Formazione operatori sanità pubblica per la definizione dei piani regionali di coordinamento per la salute mentale dei migranti e la realizzazione di comunità di pratica, una delle azioni che è stata fatta è stata stampare le linee guida, perché non è l'ultimo operatore della cooperativa, Paola, che non lo conosce. Lo so, non sono i direttori dei dipartimenti di salute mentale, non sono gli psichiatri, non sono gli operatori. Quindi recepire queste linee guida che contengono tutto lo scibile umano e tutto il meglio che le professioni di cura e di aiuto hanno messo in fila è fondamentale, è determinante, ma non è il tutto, perché poi le linee guida uno le deve recepire e una volta che le ha recepite le deve anche provare a attuare, provare a costruire. Prendiamo SpearNet come un grande laboratorio, 4 anni, dove 6 aziende in Veneto, nel Veneto che conosciamo, si sono presi la briga di dire quanto ne sappiamo noi di etnopsichiatria, quanto ne sappiamo noi di cura della violenza intenzionale, perché la schizofrenia la conosciamo, eccetera, eccetera. Ma la violenza intenzionale fatta su un turco, un curdo, un pakistano, un maliano, un gambiano, una donna, un bambino, un abuso sessuale, cosa vuol dire per me occidentale, cosa vuol dire per un africano? Teniamolo largo. Cosa ne sappiamo di queste robe qui? Noi abbiamo i nostri bei manualoni che sono tarati su un target. Stiamo davanti a cose totalmente nuove e sul totalmente nuovo prendersi cura di chi deve prendersi cura vuol dire prendere un'equipe dell'ospedale Niguarda di Milano, non i guru dell'etnopsichiatria, ma 4 colleghi che ogni anno si misurano con 300 persone straniere che a Milano non sono incardinate in nessun dipartimento di salute mentale perché non hanno una residenza, perché sono tagliati fuori da tutto. Prendere questi 4 poveri disgraziati che non sono nemmeno contrattualizzati a tempo indeterminato, ma ogni 2 o 3 anni, a 50 anni, hanno il rinnovo, forse, e vuol dire farli confrontare in spazi formativi con i colleghi, come avete fatto voi, quali sono le difficoltà. Quindi la centralità della formazione. SpearNet è stato un bel laboratorio di formazione, di focus group territoriali che hanno prodotto analisi, che hanno prodotto raccolta di dati, che hanno creato consapevolezza. Siamo partiti da un dato, anch'io un aneddoto lo racconto. Quando ci siamo messi a scrivere SpearNet, prima di presentarlo, è uscito un articolo su Libero della serie "Questi vogliono prendersi cura di quelli che violentano le nostre donne". Cioè addirittura prima di presentare il progetto e di vederselo approvato c'era un fuoco di sbarramento ideologico che non sta nelle nostre corde, ma non sta nemmeno nell'intelligenza di chi deve sostenere gli operatori, cioè chi ancora decide che va a lavorare in una psichiatria, che decide che va a lavorare da psichiatra o da infermiere in carcere, e sono i nostri genitori, i nostri colleghi, perché è quasi eroismo affrontare queste storie, queste situazioni qui. Fatto questo passaggio formativo, dentro una cornice progettuale, io poi dopo ragiono di processo e te dimmelo quando devo staccare subito,
Ragiono di progetto abbiamo durato 4 anni. C'è stata un'interruzione perché i bandi del Fondo Accoglienza, Migrazione e Integrazione ancora non sono stati riproposti. Si continuerà, proveremo a continuare, ma le domande che noi abbiamo fatto fin dall'inizio è che i piani di formazione aziendale delle aziende sanitarie del Veneto vengono fatti entro giugno di ogni anno. Siamo andati a spulciarli, ma voi quanto credete che su un tema così cogente, stringente, quante proposte o quante richieste di inserimento nel piano formativo, nell'ordinario dell'attività che un'azienda sanitaria deve erogare, quanti credete che ce ne siano stati inseriti? Si parla del come mettere i cerotti in pronto soccorso, di come infilare le cannule verdi piuttosto che grigie. Di questi temi qui non se ne parla, e non è perché non ci sono risorse. Probabilmente serve una forza e serve il coraggio di chi da sostenere, dove le prefetture chiedono alle aziende sanitarie di farsi carico. Se Spirnetta ha avuto un merito, ha avuto il merito di mettere intorno allo stesso tavolo e far considerare compagni di sventura o colleghi e amici persone che fino a ieri avevano giocato a scaricabarile. La responsabilità è tua, la competenza è tua e alla fine l'utente non ha un servizio, ma l'operatore non ha gli strumenti per poter intervenire. Quindi Spirnetta ha avuto il grande merito di, partendo dall'esistente, non dal libro dei sogni, perché le linee guida sono un dato di fatto, perché tutte le cose che troverete nei 2 documenti che abbiamo lasciato e che sono il prodotto interessante e alto di Spirnet, che sono la lettera che è stata scritta alla Regione, al Dipartimento Salute, al Servizio regionale, sanitario regionale e al Dipartimento di Psichiatria della Regione Veneto, è tutta la citazione di tutta la normativa, di tutte le circolari esistenti. Quindi non qualcosa di nuovo, ma considerato, visto. Allora bisogna fare queste cose qui, bisogna dare continuità, bisogna dare coerenze a quello che le leggi dello Stato, non quello che pensa Marco Baldini, stabiliscono. 3 minuti, va bene, sì, ma finisco anche prima, tanto i documenti ve li leggete da soli. Quindi c'è un tema di leggi dello Stato che non è solo l'articolo 32 della Costituzione, ma tutto quello che è a cascata e tutto quello che riguarda la Regione Veneto, che chi sta nei posti dove vanno assunte le decisioni e dove le decisioni sono state assunte, perché si parla di delibere della Giunta regionale, si parla di piano sanitario regionale, si parla di tutta una serie di cose in vigore, attuate e attuabili. Queste robe qui contengono tutte le risposte possibili da dare per le persone vittime di violenza intenzionale e di tortura che arrivano nelle prefetture della Regione Veneto. Allora, se ci sono, la domanda è molto pragmatica. Come possiamo fare in modo che questa roba qui funzioni? Noi nel documento di sintesi, che è frutto di uno staff di 6 aziende sanitarie, di 2 prefetture, della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, di tutte le realtà territoriali che sono state coinvolte e che si sono misurate con quelle 48 prese in carico. L'obiettivo del progetto era 8. Siamo partiti dalla negazione dell'evidenza di alcune aziende sanitarie, di alcuni dipartimenti che dicevano noi non ne abbiamo o non li vedete, oppure la soglia è troppo alta. Siamo partiti da quel dato di fatto lì. Lo racconto non per colpevolizzare, ma perché se non si allena l'occhio, queste persone non arrivano e gli operatori seguono una routine. Arriva una persona scompensata, sia bianca sia nera, non importa, approccio farmacologico. La cura è un'altra cosa dal nostro punto di vista. Quindi uno
visto che, si propone di 1, 2, 3, 4, 5. La cosa più banale che è stata richiesta e che è stata segnalata e che sarebbe fondamentale, sarebbe di grandissimo sollievo alle prefetture e ai dipartimenti di salute mentale, è che in tutta il piano delle residenzialità o semiresidenzialità che sono previste dalla Regione Veneto si attivassero degli appartamenti protetti, degli appartamenti accompagnati, dove chi si prende carico delle persone che arrivano e che sbarcano e che non sappiamo in che condizioni sono, che per un mese possono star bene e poi possono iniziare a manifestare sintomi. Che ci sia la possibilità di una grande interazione, Spirnet questo l'ha dimostrato, tra il Dipartimento di Salute Mentale, le prefetture e gli enti gestori, dove non c'è un servizio dedicato, ma ci sono delle attenzioni specifiche. Non possiamo immaginare che non ci siano delle competenze particolari che vengono messe in campo di fronte a questa situazione. Questo obiettivo minimo di collocare degli appartamenti protetti, stando in una scala di 5-6 opportunità, nella versione finale, che è il confronto tra 6 direttori di dipartimento e il dipartimento regionale, viene derubricata all'ultimo posto, viene messa nell'abitare accompagnato. Per quale motivo? Banalissimo, perché non è in carico al sistema sanitario regionale, perché fa parte delle spese che deve sostenere l'ente locale. Finito. Questo documento, leggetevelo, è la base di discussione che è stata impostata non in termini di advocacy, ma in termini molto costruttivi tra 6 strutture sanitarie regionali e la regione, tra 2 prefetture e la regione. L'ultima cosa che non ha visto la luce, ma che esiste, che è agli atti, non ha visto la luce perché non è stata ratificata, perché una delle aziende che doveva firmare il protocollo, è stato predisposto un protocollo di collaborazione non oneroso tra prefettura e azienda sanitaria. Un'azienda ha detto non lo firmo accampando motivi che non stavano né in cielo né in terra, non per detta mia, ma per detta dei colleghi delle aziende sanitarie. Il protocollo c'è, è il punto di partenza da cui bisogna ripartire per ragionare di cura della violenza intenzionale e della tortura, ma anche banalmente della scabbia. Le ultime ondate che stanno arrivando sono piene di scabbia. La prefettura chiede all'azienda sanitaria di passare i farmaci, l'azienda sanitaria non li passa. Non è competenza. Allora, o pensiamo di gestire e di prendersi cura veramente, e noi insisteremo con questo protocollo perché Spirnet 2 ripartirà da questi 2 documenti e sarà un gran bel pezzo di strada dove le istituzioni e la società civile proveranno a farsi carico. Grazie Marco per questo intervento. Allora segnalo però come si chiamano questi documenti, dove sono reperibili? Sì, no, ma al di là. Allora, uno è questa bozza di protocollo d'intesa per attività a favore di richiedenti titolari di protezione internazionale e protezione speciale in condizioni di vulnerabilità psichica e psicologica, e questo è il protocollo a cui faceva riferimento il dottor Baldini. L'altro è il documento unico di accordo tra partner di progetto e proposta per la Regione Veneto, report gruppi di lavoro. E questo appunto è il documento esplicativo delle potenzialità dell'accordo. Allora, avremmo voluto lasciare un po' di tempo per eventuali domande. In realtà gli interventi hanno coperto le 2 ore, come con Anna, che è rimasta lì in piedi. Avevamo ampiamente, peraltro, immaginato. Abbiamo 5 minuti a nostra disposizione se qualcuno vuole commentare qualche cosa a proposito della giornata, del pomeriggio che abbiamo passato. Io personalmente
ritengo che, come dire, allora il tema dell'accesso ai servizi per le persone migranti, in generale per le persone in condizioni di vulnerabilità, ok? Boh, sia un tema difficile, qualsiasi servizio parliamo, è un tema molto difficile. La difficoltà è dettata, come dire, dalla confusione amministrativa che regna sovrana nel nostro paese rispetto anche semplicemente al dove reperire o come reperire un servizio, immaginare o non immaginare che esista. Questo è un problema che riguarda anche gli operatori, tra virgolette, nel senso che dal punto di vista delle logiche amministrative, secondo me gli operatori talvolta sono molto carenti, non carenti, molto carenti, e questo è un pezzo che si perde nell'accompagnamento delle persone non da poco. D'altro canto bisogna rilevare che i servizi non si prestano a quell'attenzione che Marco prima metteva in luce, cioè come faccio a risolvere il problema di queste persone, facendo l'esempio delle persone che lavorano in prefettura in questi giorni e che cercano di reperire posti nell'accoglienza che non ci sono. Sottolineo che semplicemente nell'accoglienza CAS nel 2018 erano 125.000 i posti, nel 21 sono 50.000, per cui sono diminuiti del 75%, nonostante stiano girando report che dicono che ci sono posti liberi. In realtà lo scenario è completamente diverso. Questa proporzione si è in parte solo parzialmente recuperata con i decreti Lamorgese, ma poi in realtà il numero si è attestato su un'insufficienza sistemica assolutamente evidente alla luce di quello che è il dato di adesso. Perciò, diciamo, per recuperare un pochino quello che stavo dicendo sull'importanza di conoscere i servizi, che sono poi un metro anche dell'accesso alla cittadinanza, è un metro anche proprio come dire, di uso degli spazi in termini di diritti che in qualche modo l'amministrazione, la società concede a noi e anche a persone altre, a noi inteso come cittadini di questo paese, rispetto a chi in qualche modo non ha la cittadinanza in questo territorio, o in questo territorio è addirittura invisibile, per usare un termine il più gentile e neutro possibile nei confronti di chi non ha un titolo legale per stare all'interno di questo paese. Ovviamente, secondo me, le competenze poi oggi sono estremamente plurali in virtù della pluralità dei profili delle persone, no? Oggi, diciamo, la lettura, tra virgolette, intersezionale delle identità dei soggetti sta smantellando anche dal punto di vista, secondo me, diritti umani, un'idea di universalismo astratto che in qualche modo probabilmente oggi cozza con un'ipersettorializzazione delle persone, che è altrettanto pericolosa perché sta smantellando in realtà la dimensione del collettivo, e questo secondo me è altrettanto pericoloso, ma questo è un mio punto di vista. Ma sotto il profilo dell'accesso ai servizi, sotto il profilo dell'attenzione, non vi è dubbio, basti pensare alle persone LGBT, basti pensare ovviamente non parlo neanche della questione delle donne, della violenza contro le donne, perché quella è un'altra partita. Sottolineo peraltro, e questo vale genericamente per quello che è stato detto oggi pomeriggio, che un conto è parlare di violenza, un conto è di parlare di tortura, trattamento inumano, crudele o degradante, dove la tortura è una forma particolarmente qualificata di questo trattamento inumano, crudele e degradante, così almeno, insomma, questo è l'orientamento della Corte europea nel definire caso per caso questo tipo di problematica. Allora, intanto ringrazio tutti quanti per averci ascoltato, ringrazio chi è in streaming, ringrazio ovviamente il dottor De Mola, scusate, non ho gli occhiali, senza gli occhiali non vedo niente, oltre a non vedere neppure sento, per cui il dottor De Mola, che parlava collegato via Zoom da Palermo,
Chiedo ancora, qualora ci fosse qualcuno nella sala o qualcuno online che vuole fare una domanda, abbiamo 0 minuti a disposizione, ma insomma possiamo sforare 3 minuti. Questo per rispetto nei confronti del dottor Luca Gazzola e della dottoressa Sofia, che sono le persone che materialmente ci hanno permesso questo incontro oggi pomeriggio, gestendone la parte organizzativa e la parte della gestione online, e che ringrazio di cuore per la pazienza e l'accompagnamento di questi giorni. Bene, nessun intervento, per cui penso che possiamo congedarci con l'auspicio del dottor Baldini. L'auspicio è importante perché è quello di dar seguito a una pratica, cosa non semplice in un paese che lavora appunto a progetto e che quando inizia un'opera, tra virgolette, genericamente sia fisica o immateriale, è solito abbandonarla a metà lavoro. Perciò, con questa considerazione che riguarda tantissime realtà, ospedali compresi, non solo al sud, vi ringrazio di nuovo e ci congediamo. Auspico che, come dire, soprattutto le studentesse e gli studenti che ci sono oggi abbiano conosciuto, insomma, o quantomeno siano stati sollecitati, incuriositi alla lettura di una serie di documenti che abbiamo menzionato, a partire appunto da queste linee guida, che peraltro è un ottimo esercizio per chi studia diritti umani anche dal punto della strutturazione degli argomenti e della dimensione operativa con cui vengono chiuse. Per cui ragazze, ragazzi, leggetevi queste linee guida. Grazie di tutto e buona serata. Al dottor De Mola.